Stiamo per iniziare la serata di inaugurazione della mostra attesissima Donna in scena, Boldini Selvatico Martini, una mostra organizzata e prodotta dai Musei Civici di Treviso, questa volta ospitata qui nella sede del Museo di Santa Caterina, e è una mostra che, come vedrete poi già da questa sera, è dedicata alla figura femminile. Il periodo di riferimento è a cavallo tra due secoli, tra 800 e 900, e il filo conduttore di tutta la mostra è proprio l'omaggio alla donna in tutte le sue sfaccettature. E nell'ambito insomma di questo omaggio alla donna vogliamo cominciare questa serata con un intervento musicale. Gentilmente abbiamo qui due giovani musicisti, una cantante e un pianista dell'Associazione Musicale Francesco Manzato, che ringraziamo. Mezzo soprano, quindi a cantare, sarà la giovane Anna Manzato, un'allieva della classe di canto lirico dell'associazione, e ci proporranno due brani in apertura scelti appositamente per questa mostra, perché, come sentirete, sono un brano composto da una musicista donna, Pauline Viardot, vissuta a Parigi tra 8 e 900, e il titolo è Les filles de Cadix. Sentirete insomma queste sonorità dedicate un po' alla Spagna dell'epoca. Il secondo brano, sempre rimanendo in tema spagnolo, il titolo è Sevillanas del siglo XVIII, di Federico García Lorca, poeta, che con questo componimento vuole omaggiare proprio la figura della donna. L'argomento del brano sono le danzatrici sevillane, appunto, del Settecento, del XVIII secolo. Voglio invitare sul palco i due musicisti e vi lascio alla musica. Si tu veux de
Grazie ad Anna Manzato e al maestro accompagnatore Riccardo Massolin. Con queste musiche siamo già entrati un po' nel vivo delle suggestioni che poi sono sicura rivivrete anche visitando la mostra, perché ovviamente parlando di donna in scena tra 8 e 900 non possiamo non parlare di musica, di teatro, di danza. Quindi ecco, pensate che questa mostra si sviluppa su 3 piani espositivi e ha oltre 130 opere esposte con prestiti anche molto importanti. Abbiamo qui l'onore di avere anche molti dei prestatori presenti che colgo l'occasione di ringraziare.
e comunque non... Esatto. Non voglio rivelare troppe cose, chiamo sul palco invece il nostro assessore alla cultura e turismo del comune di Treviso, Maria Teresa De Gregorio. Buonasera a tutti e benvenuti. Io porto il saluto del sindaco Mario Conte e mio personale e vi do veramente il benvenuto a questa inaugurazione. Io ho il privilegio di aprire questa inaugurazione, che per me l'inaugurazione di questa mostra è molto cara, perché è la mia prima mostra come assessore alla cultura e quindi credo che sia veramente un'opportunità immensa, perché questa mostra è molto molto bella. Oggi abbiamo avuto la guida, abbiamo avuto le visite della stampa, una visita guidata con la stampa, e una giornalista ha definito questa mostra una mostra degna di grandi capitali europee. Quindi io sono veramente curiosa anche di sapere e di avere il vostro parere su questa esposizione. Quindi donne in scena che, come ha detto Eleonora Drago, tratta del tema della donna che tra fine 800 e primi 900 decide di prendersi il palcoscenico, cioè di assumere e di incominciare a vivere tentando e cercando di emanciparsi da quelli che erano gli stereotipi e le immagini della donna dell'epoca. Quindi in questa esposizione la donna viene ritratta anche in situazioni insolite e lo vedrete, ed è molto curioso perché vedrete la donna a cavallo, la donna ritratta in bicicletta e la donna che fuma. Può sembrare una donna che fuma una situazione abbastanza normale, adesso non più tanto perché si fuma meno, ma comunque per l'epoca era veramente una situazione trasgressiva. Quindi una donna che ha la consapevolezza che qualcosa sta cambiando. Io durante la visita di oggi l'ho vista un po' il nascere di questa mostra, che devo dire la verità è una grande emozione vedere come si costruisce, come nasce una mostra. E oggi, ripercorrendola tutta, la cosa che mi ha colpito, e vi invito anche a riflettere voi se anche in voi può suscitare questo, è lo sguardo. Cioè tutti i ritratti di queste donne hanno uno sguardo persistente che accompagna il visitatore durante tutto il percorso espositivo, ed è uno sguardo fiero, uno sguardo di consapevolezza che qualcosa sta cambiando. Quindi io sono veramente onorata di aprire questa mostra e devo ringraziare assolutamente il dottor Malachin, che è il direttore dei nostri musei, al quale veramente mi sembra che sia un applauso assolutamente meritato, perché questa mostra nasce dalla volontà di valorizzare le nostre collezioni. Circa 3 anni fa è stato donato un nucleo di opere di Selvatico al Museo Civico, e qui ringrazio gli eredi che sono presenti, ai quali veramente farei anche a loro un applauso, perché tutto questo nasce da quella donazione. E anche il fatto questa sera di essere qui, di aver voluto tenere qui la conferenza, non la conferenza stampa, la conferenza di presentazione, la serata di presentazione in questa piazza, la piazza del museo, è come un filo, un cerchio che si chiude, da qui inizia e da qui si apre praticamente l'esposizione. Quindi dicevo, il dottor Malachin insieme alla sua squadra, la squadra dei musei civici, ha voluto, incominciando dalle riflessioni attorno a questa donazione, a questo nucleo di Selvatico, costruire un filo narrativo attorno al tema della donna attraverso delle opere di autori coevi a Selvatico, quindi Boldini e Martini. Quindi un'operazione veramente filologica molto molto interessante. Io quindi ringrazio ancora il dottor Malachin, e ringrazio tutta la squadra dei musei civici, e ringrazio anche l'architetto Filippo Maria Covre, che ha curato l'allestimento della mostra, allestimento che contribuisce a rendere questa mostra ancora più accattivante ed emozionante. Io quindi vi auguro una buona visita e mi auguro che ognuno di voi possa essere e rappresentare una cassa di risonanza nella promozione di questa mostra. Grazie.
Adesso vorrei invitare sul palco alcuni nostri compagni di viaggio, possiamo chiamarli così perché se seguite un po' le nostre attività, le nostre mostre, le nostre inaugurazioni, avete forse capito che anche vedendo al di fuori la nascita e il percorso di una mostra è in qualche modo un viaggio che porta fino a qui all'apertura. E abbiamo in occasione di Donna in Scena avuto il piacere di avere come compagni di viaggio alcuni partner che voglio ringraziare e citare. Allora, innanzitutto la Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, il nostro partner istituzionale, e poi i nostri main sponsor, il Consorzio Tutela Prosecco Doc, Generali Valore Cultura, e qui vorrei invitare sul palco il dottor Paolo Montagni che rappresenta appunto Generali, e poi il nostro sponsor Regal Grid, e vorrei chiamare quindi sul palco Angela Perissinotto. Lascio la parola quindi al dottor Montagni. Solo un saluto per augurarvi una buona visione di una mostra che si presenta come qualcosa di particolare anche rispetto al percorso fatto in questi 3 anni nei quali vi siamo stati vicini, credo, con il nostro piccolo contributo. L'idea di Generali, di cui vi porto il saluto con il progetto Valore Cultura, è quella di essere presenti in situazioni che abbiano una progettualità che valorizzi il territorio, che valorizzi le belle cose che possono essere a disposizione già delle varie realtà, ma che non sono sufficientemente valorizzate. Questo è sicuramente un progetto che va in questa direzione, quindi vi auguro di fruirne con piacere e vi ringrazio dell'opportunità. Buonasera a tutti, è bellissimo vedere la piazza così gremita per una mostra così importante. Io porto i saluti appunto dell'azienda, che è un'azienda del territorio, un'azienda appunto che fonda il suo business comunque sulla comunità e sulla collettività. Quindi per me è un vero piacere rappresentarla oggi e rappresentare appunto questa mostra che valorizza le collezioni dei musei civici, che valorizza la città e ovviamente valorizza la donna. Una buona mostra a tutti. Grazie per essere stati qui sul palco. E adesso vorrei invitare, potrei insomma definirlo in vari modi, innanzitutto il curatore della mostra Donna in Scena, nonché il nostro dirigente, dottor Fabrizio Malachin. Devo dire che fa impressione stare da questa parte del microfono, con questa bella platea, quindi scusate se testimonio magari un po' di emozione, ma credo sia giustificata e legittima. Sapete, il rischio in queste occasioni da parte dei curatori, lo dico in maniera molto franca, è di esaltare il proprio prodotto, no? Dire, vabbè, insomma, non si sente? Ah, sentivo del brusio, si stanno già lamentando, non sarà molto breve, non lamentatevi. Stavo pensando che, mentre ascoltavo chi mi ha preceduto, che in queste occasioni si rischia sempre di autocelebrarsi, di dire oh, sarà una grande mostra, sarà una mostra spettacolare, aspettatevi fuochi d'artificio e via dicendo. Invece vorrei fare con voi un esperimento, anzi ve lo annuncio, voi siete protagonisti questa sera di un esperimento sociale, però ci arrivo dopo, quindi state pronti, oramai siete qua, siete fregati. Quindi non dirò nulla, non aggettiverò in nessuna maniera la mostra, lo lascerò fare a voi. Però mi preme invece dire una cosa. Tra le mie passioni, i miei hobby, ce n'è una che è quella dello sport, uno sport molto particolare. Io pratico la corsa in montagna. Avete presente quei matti che corrono di notte col faretto, no? Che fanno decine, centinaia di chilometri anche a volte. Beh, capita magari anche a voi di aver corso una mezza maratona piuttosto che una maratona. Sapete che la maratona dura 42 km, 195 metri, anche quei benedetti 195 metri. Per correre una maratona servono 3 elementi. Il fisico, bisogna ovviamente essere allenati, essere in ordine, ma il fisico ti porta da 0 a 30 km circa. Poi purtroppo, anche se sei ben allenato, rischi di perdere un po' di energia e di perdere il ritmo.
Interviene quindi il secondo elemento, serve la testa. Senza testa non si arrivano a fare dai 30 ai 40 km. Gli ultimi 2 e 195 metri sono quelli che ti ammazzano, cioè non arrivi in fondo. E cosa serve lì? Serve passione e cuore. Allora io dico, scusatemi questa metafora, che per fare una mostra importante, unico aggettivo che uso, unica definizione che uso per questa mostra, servono queste 3 componenti: fisico, testa, cuore. E vi spiego cosa intendo per fisico, testa, cuore nel caso di una mostra. Fisico: serve la fiducia da parte del sindaco, della giunta e del consiglio tutto, e devo dire che io questa fiducia, che è anche responsabilità, la sento tutta, ma devo anche ringraziarli, perché senza fiducia non riesci ad esprimere il 110%. Immaginate un calciatore che viene comperato, mandato in campo, non ha la fiducia né del suo allenatore, né della sua società, né della sua curva, e viene fischiato. Ovviamente renderà meno che meno fino a diventare un bidone ed essere venduto. Quindi io devo dire che questa fiducia è il primo elemento fondamentale. Nella componente fisico inserisco ovviamente i nostri partner, ma inserisco anche tutta la comunità di riferimento, cioè quella che ci accompagna e che per esempio questa sera testimonia la sua vicinanza, e di questo vi ringrazio. Ma questa componente ci porta fino a un certo obiettivo, poi serve la testa. Per testa intendo, oltre, consentitemelo, un po' di capacità personali, ma sono poche, perché se queste non sono combinate con la capacità di armonizzare tutte le competenze, per esempio di quelle persone che vedete lungo il muro, che sono il nostro team interno, conservatori, storici dell'arte, fino a chi svolge un ruolo definito più umile, custodi, cioè tutti veramente danno il massimo, ma danno il massimo oltre quello che prevede il contratto, oltre quello che prevede l'orario, e di questo veramente voglio ringraziarli, perché mettono anche le loro passioni a servizio della comunità. E per me una di queste testimonianze era proprio in questi giorni nella definizione dei dettagli, e mi capitava di vedere negli occhi dei miei colleghi, perché li chiamo colleghi, la luce che si accendeva nel suggerire qualche miglioria, qualche accorgimento, quindi devo dire veramente grazie. Nella componente testa ci sono ovviamente tutti quelli che vengono coinvolti, esterni, quindi ci sono studiosi che hanno partecipato alla stesura del catalogo, che ringrazio di cuore, ci sono ovviamente le ditte che hanno partecipato all'allestimento, c'è ovviamente l'architetto che ha allestito, che ha curato l'allestimento, ci sono veramente una serie di maestranze che hanno fatto sì che il prodotto arrivasse ai famosi 40 km. Gli ultimi 2 km 195 metri sono la componente cuore, direi anche passione, ossia quella di dare a un discorso narrativo complesso, perché parlare di donna in questo momento storico e parlare di una mostra che, come diceva la mia conservatrice, si sviluppa in 3 piani, sono 160 opere, non 130, 160 opere, 30 artisti rappresentati, è particolarmente complesso. Parlare di donna, come dicevo, è difficile perché può essere semplice, o meglio, è anche banalizzata, può essere strumentalizzata, ma in questo momento è particolarmente delicato. Quindi la nostra riflessione vuole partire da un dato storico, ma sollecitare tutti quanti a capire quanta strada c'è ancora da fare. La donna, in quel momento in cui è entrata in scena, ha rivendicato dei diritti, ha svolto anche un processo migliorativo, ma quell'emancipazione non è ancora giunta a compimento e interroga tutti noi. Ed è questo il senso ultimo che noi avevamo voluto dare a questa mostra, quindi parlare di donna nell'Ottocento, nel primo Novecento, ma ragazzi, guardiamo quello che manca ancora da fare. E quindi veniamo alla conclusione, ossia il famoso esperimento sociale. Siccome io non voglio raccontare troppo della mostra per non togliervi la sorpresa e non voglio definirla troppo, assieme all'assessore ci siamo detti: perché non stimoliamo il nostro pubblico a guardare, a farsi emozionare da questa mostra senza troppi contenuti, senza troppe indicazioni da parte degli storici dell'arte, ad entrare, ad emozionarsi, e poi scoprirete nell'ultima sala
un mio collega, Federico, che con la telecamera vi accoglierà, vi aspetterà e chi vorrà potrà dire: questa mostra mi ha emozionato perché, questa mostra mi è piaciuta perché, oppure questa mostra non mi è piaciuta affatto. E poi, consentite, chi vorrà, useremo queste interviste per promuovere la mostra stessa. Quindi non sarò io, non sarà il mio volto, ma sarete voi a diventare testimonial della mostra stessa. Quindi accogliete questa provocazione, questo gioco, ma anche questo senso di dare comunità a questo progetto culturale importante che è quello appunto della mostra. Io ancora una volta ringrazio, non li ho citati prima, lo faccio adesso, veramente tutti i prestatori che hanno reso possibile questo progetto. Molte delle opere che vedrete vengono da collezione privata e questo è un plus, perché oltre a quelli da collezione pubblica sono capolavori importanti, ce ne sono tanti altri che vengono da collezioni private, non sono di solito visibili, quindi questa veramente è una novità, molte sono anche inedite. Quindi è veramente un'occasione straordinaria per vedere una serie di capolavori nuovi. Altro elemento, consentitemi la provocazione, esiste un catalogo ed è uno spettacolo di catalogo, questo sì, anche perché ci sono riferimenti, ci sono foto, ci sono anche tutte quelle argomentazioni che non si possono fare purtroppo in mostra. Magari con qualche decina di euro lo si può comprare, anzi non fate i peccatori, Don Paolo, altrimenti poi vengono a confessarsi, acquistate il catalogo. In mostra, davanti ad alcuni capolavori, siete liberi di lasciarvi non solo emozionare, ma anche di inginocchiarvi, perché sono veri capolavori. Grazie a tutti e buona mostra!